Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Natalia. Veneto al centro-destra, Campania e Puglia al centro-sinistra. In tutti e tre i casi con percentuali abbastanza elevate per le prime proiezioni che sono state diffuse in questi minuti. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo speciale filo diretto dedicato alle elezioni regionali. Sapete che si è votato ieri e nella mattinata di oggi. I seggi sono stati chiusi alle ore 15. Le prime proiezioni parlano di una netta affermazione del centrodestra in Veneto, mentre invece il centrosinistra tiene sia la Puglia che la Campania. L'affluenza è stata molto bassa, vi do gli ultimi dati di Eligendo che state vedendo anche sul nostro canale video della radio. Vi dico solo che la Campania chiude alle ore 15 con 43,06%, mentre alle precedenti regionali era il 54%, la Puglia 42,65% era il 53,72% nella scorsa tornata, il Veneto 44,02 contro 61,79, cioè stiamo parlando di quasi 18 punti di differenza, 18 punti in meno per quanto riguarda le precedenti elezioni regionali. Adesso abbiamo avuto le prime proiezioni che naturalmente insomma configurano un 2-1 per il centro-sinistra. Noi intanto apriamo i telefoni allo 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zap o WhatsApp, che dir vogliansi. Tra non molto, verso le 15:30, avremo con noi Giulio Cainarca, poi verso le 15:40 ci sarà il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per fare un po' il punto della situazione. Naturalmente è stata una, come potremmo dire, è stato un momento non facile, insomma è stata una grossa battaglia quella condotta dal centrodestra in queste tre regioni, però alla fine gli orientamenti sono stati che sostanzialmente si mantiene lo status quo, quindi il Veneto resta al centrodestra, mentre invece resta al centro-sinistra la Campania con la Puglia. Abbiamo i dati, eccoli qui. In Campania in particolare Fico ha una forchetta tra il 56,5% e il 65%, Edmondo Cirielli, che era sostenuto dal centrodestra, 35-39%, poi c'era questo indipendente Giulio Granato 1-3%, per cui veramente poca cosa per quanto riguarda quest'ultimo candidato. Ci sono quasi 30 punti di distacco tra una parte e l'altra. Tra l'altro gli exit poll Opinio Rai danno in Puglia De Caro tra il 64 e il 68%, Lo Buono fra 30 e 34. Una situazione analoga però a parti invertite ovviamente permette di assegnare invece il Veneto al giovane Stefani, che come tale prende il posto di Luca Zaia e prosegue quindi l'esperienza di governo leghista e del centrodestra in Veneto, quindi si va avanti su queste posizioni. Adesso noi cominciamo a dare un'occhiata soprattutto
alle ultime notizie, cerchiamo di darvi ovviamente gli ultimi aggiornamenti. Forse era un risultato scontato, certo in Campania un risultato così forte cioè, questa differenza così forte tra centrodestra e centrosinistra, insomma, sembrava più facile, sembrava più contendibile la regione, mentre invece evidentemente gli elettori hanno deciso altrimenti. Adesso vediamo un po' che cosa abbiamo. Ecco qua, vediamo un po' le ultime notizie che arrivano su ADN Cronos e naturalmente anche per quanto riguarda vedremo anche poi le altre fonti di informazione sul tema. Vi dicevo appunto la Campania Fico 56-60, Cirielli 35-39, andiamo a dare anche un'occhiata per il Veneto. Il Veneto addirittura si arrivava a sommare il 65% a favore di Stefani, che quindi diciamo con un'elezione evidentemente molto forte, molto sentita, riesce a mantenere la regione al centrodestra. È stata una tornata appunto segnata dal forte astensionismo, una tornata che comunque non sposta evidentemente equilibri all'interno del governo, della coalizione che sostiene il governo. Certamente questo però dà più fiato all'idea del campo largo, poi che questa idea del campo largo sia anche un'idea stabile è tutta da vedere, è tutta da discutere, ma naturalmente anche questo chi vivrà vedrà, vedremo un pochettino la durata di questa e se è un'esperienza che si può replicare in campo nazionale, ma voi provate a immaginare un governo del genere al posto della coalizione attuale che governa il nostro paese. Andiamo a dare un'altra occhiata alle varie fonti. Vi ricordo il telefono è sempre 0292947222 oppure 340 670 9659 se volete intervenire, se volete dire la vostra a proposito di queste elezioni che vi ricordo si sono tenute tra Campania, Veneto e Puglia. Diamo un'occhiatina all'Ansa nel frattempo e in particolare, eccoci qua, in particolare, eccolo qui, Stefani in Veneto sopra Manildo, Campania Fico tra 56 e 60, Puglia De Caro avanti. Andiamo a vedere sempre le analisi, i dati che vengono forniti dall'Ansa in questo caso. Per il Veneto Stefani 59-63, Manildo 30-34, quindi praticamente il centrodestra doppia il centrosinistra in Veneto, mentre invece il centrosinistra non dico che doppia, ma certamente fa un forte risultato sia in Campania che appunto in Veneto. L'affluenza, vi abbiamo detto, è stata molto bassa, è stata più bassa della volta scorsa e naturalmente questo è un tema sul quale probabilmente ci sarà molto da riflettere, perché da un lato può essere un segnale di disaffezione, certamente, dall'altro lato può anche darsi che è un segnale di offerta politica, chi lo sa. In ogni caso, questo è il verdetto delle urne e di conseguenza bisogna semplicemente tenere presente tutto ciò. Ora aspetteremo nei prossimi minuti, vedremo chi tra i leader politici deciderà di esporsi, di dire la sua a proposito di questa tornata elettorale. Chiaramente per adesso le bocche sono cucite e ovviamente ci saranno le prime valutazioni in corso nelle segreterie dei partiti. Nel frattempo noi abbiamo sempre
l'ADN, ecco qua, l'ADN che sta battendo ora i dati a proposito appunto degli exit poll Opinio Rai. Quindi vi ripetiamo, gli exit poll Opinio Rai, De Caro 64-68%, Lo Buono centrodestra 30-34%, Veneto Stefani, sempre exit poll Opinio Rai, Stefani 59-63, una forchetta molto ampia, Manildo 30-34, Manildo è il candidato del centrosinistra, Campania sempre exit poll Opinio Rai, Fico 56,5, 65, Cirielli 35, 39. È stata una campagna elettorale, tra l'altro quella che si è svolta in Campania, sapete, molto agitata nel campo del centrosinistra, le polemiche sul gozzo di Fico, c'è stato anche attrito tra gli stessi alleati, per cui insomma principio Sigiolivo ben conduce, si parte proprio all'insegna delle discussioni. L'ex presidente della Camera quindi diventa il successore di Vincenzo De Luca che peraltro non ha mai fatto mistero, diciamo, come potremmo dire, del rapporto non proprio amichevole nei confronti dell'ex presidente della Camera, che adesso rileva il suo posto. Natalia, io a questo punto tolgo la condivisione, ti auguro tra l'altro buon lavoro, ben trovata, e vediamo un po' di aspettare quindi le telefonate dei nostri ascoltatori allo 0292947222, e nel frattempo si sono fatte le 15, 12 minuti e 33 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a dare un'occhiata anche all'ANSA. Eccolo qui. Certo, sarà interessante vedere questa campagna che prosegue addirittura con questa affermazione del candidato che comunque era portato dal Movimento 5 Stelle. Sarà interessante vedere come andranno queste cose, come andrà questa nuova compagine in rapporto, per esempio, all'autonomia. Roberto Calderoli è stato intervistato stamattina su La Verità e lui ha detto un po' di cose. Il candidato, gli è stato chiesto al collega Federico Novella, il candidato del centro-sinistra in Campania, Roberto Fico, dice che il progetto di autonomia è la rovina del Sud. Risposta: ricordo a Fico che 5 Stelle e Lega firmarono un patto di governo quando lui era presidente della Camera. L'articolo 20 dava più autonomia alle regioni, applicando le intese già sottoscritte dal governo Gentiloni. Fico rinnega se stesso? Come potete immaginare ci sarà molto, molto da discutere, molto da vedere per quanto riguarda il rapporto tra questa nuova giunta che nascerà e chiaramente il governo e il concetto appunto di autonomia. Tra l'altro, già che ci siamo, lo stesso Calderoli spiega proprio in tema di autonomia. L'autonomia non divide l'Italia, ma i buoni amministratori dei meno buoni. Non è colpa mia se le regioni che garantiscono oggi i livelli essenziali sono di un certo tipo. Dicono che l'autonomia aumenta le sperequazioni, ma quelle ci sono già e sono i cattivi amministratori a determinarle, perché non concedono ai cittadini i servizi di cui hanno diritto. E ancora, non pensa che debba esserci solidarietà e la parte del paese più ricca debba aiutare l'altra? Luca Zaia dice ci sono regioni dove ci vorrebbe più Stato perché c'è già troppa autonomia. Ha ragione. Basta andare a vedere le carte della Corte dei Conti per capire quali regioni meritano più autonomia e quali invece più Stato. Mi pare evidente che dalle richieste di Campania e Puglia vogliono più Stato e non certo l'autonomia. Dice perché? Perché le regioni virtuose vanno premiate con la fiducia e l'autonomia, mentre le altre hanno bisogno di un maggior controllo centrale. In certi casi, quando le regioni non riescono nemmeno a gestire bene le competenze che hanno oggi, i poteri sostitutivi dello Stato devono essere attivati. Quindi sta dicendo che vanno commissariate le regioni male amministrate? Ancora Calderoli, sì, ma con buon senso. Se il commissario del governo, come accade in Italia, è il presidente della regione stessa che ha combinato guai, è come mettere la volpe nel pollaio. Serve semmai in certi casi un super tecnico che possa davvero risolvere i problemi. E ancora una volta si pone questo tema.
A proposito, già che ci siamo, cosa ha pensato? No, qua si parla di Garofani e poi naturalmente si parla del referendum sulla giustizia. Comunque è evidente che c'è stato questo forte calo dell'affluenza ai seggi, c'è stata questa vittoria, diciamo così, in fondo non viene mantenuto lo status quo da queste elezioni. Si conferma quello che è stato già in Campania e Puglia, si conferma quello che è già in Veneto e quindi di conseguenza, diciamo così, era in fondo un risultato che tutto sommato ci si poteva anche aspettare, questo 2-1. Andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione, vi do sempre ancora i dati dell'affluenza, anche qui i dati sono impietosi, vi ho dato prima il risultato finale, ma pensate, ieri sera alle 23 la Campania aveva fatto il 32,06% di affluenza, mentre la Puglia 29,45 e il Veneto 33,87. I risultati finali comunque sono molto bassi e anche questo è un tema sul quale necessariamente bisognerà riflettere, proprio perché c'è bisogno di una, come possiamo dire, di un maggiore innamoramento nei confronti della politica, una maggiore partecipazione al governo della cosa pubblica. È molto facile fino a un certo punto dire non vado a votare per protesta, resta il fatto che poi decidono tutti gli altri, quindi non c'è molto altro da dire. Diamo ancora un'occhiata online. Per adesso non ci sono dichiarazioni, per adesso non ci sono ulteriori uscite per quanto riguarda i risultati, ma in ogni caso qui si chiude un turno elettorale, scrive l'ANSA, che si è protratto per mesi, ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d'Aosta, 28 settembre, Calabria 5 ottobre, Toscana 12 di ottobre. Se ci fate caso, Marche, Calabria e Veneto al centrodestra, Puglia, Toscana e Campania al centro-sinistra, sostanzialmente un pareggio. La Val d'Aosta ha votato una scelta, diciamo così, locale per i fatti suoi, quindi la possiamo togliere dall'elenco. Diciamo che finisce 3-3 pari e patta, ma questo quindi non cambia in sostanza, non altera in sostanza gli equilibri politici, non altera niente di che, semplicemente c'è questa richiesta, questa idea. Poi ancora una volta torna questo miraggio del reddito di cittadinanza e naturalmente questo lascia pensare, ecco, lascia pensare. Vi voglio leggere una cosa da qui, dal giornale.it, la trovata di Fico, eccolo qua, la trovata di Fico e Conte per convincere i campani, un sussidio per le cure, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di cura, salario minimo, reddito universale. Il Movimento 5 Stelle, fin dagli albori, ha sempre puntato su assegni e sussidi. Il concetto non a caso Giuseppe Conte lo ribadisce a Napoli durante un giro nel centro storico insieme al candidato presidente della Campania Roberto Fico. In quella che è stata la regione italiana con più percettori di reddito di cittadinanza, l'idea è quella di tassare le big tech americane del web, banche, industria delle armi e, dice Conte, mettere questi soldi per alzare gli stipendi e migliorare la sanità. Il Movimento 5 Stelle, con un emendamento segnalato alla manovra, si inventa una nuova formula, il reddito di cura, un contributo tra 400 e 600 euro mensili per sostenere i costi del caregiver, una proposta che anticipa una misura allo studio del governo, un disegno di legge pronto ad essere approvato in Consiglio dei Ministri che introduce un sussidio economico fino a 1.200 euro trimestrali per chi assiste un familiare con grave disabilità, il tutto agganciato a limiti ISEE. Conte però rilancia, questo governo delle tasse non fa nulla per tagliare le tasse e favorire le famiglie in difficoltà.
Non più tardi di una settimana fa è stato Fico a lanciare il reddito di cittadinanza regionale. La stessa proposta era diventata il cavallo di battaglia di Pasquale Tridico, poi sconfitto in Calabria. Rifarei il progetto del reddito che si è interrotto per vari motivi, diceva Fico. Nessuno che è in difficoltà deve essere lasciato indietro. Quel progetto va rimesso in piedi su scala regionale. L'ultima promessa di Fico in una regione in cui non sono mancate le irregolarità e le truffe per usufruire del sussidio grillino. Insomma, forse tutto sommato la Campania non aveva bisogno del reddito di cittadinanza, aveva bisogno del lavoro, ma questo è un altro paio di maniche. Detto ciò, però, poi la gente vota e bisogna tenere conto di quello che accade. Felicissima per il Veneto, ma questo astensionismo è preoccupante. Puglia che dire, Campania, puntini sospensivi, una faccina lievemente incazzata. Grazie alla nostra ascoltatrice che ci scrive al 340-670-9659. Se volete commentare, 02 9294 7222 e naturalmente dite tranquillamente la vostra. Nel frattempo sono le 15, 22 minuti e 4 secondi. Per adesso non ci sono altri aggiornamenti a proposito di dichiarazioni dei vari leader. Vediamo un po' che altro c'è. Ecco qua. Allora, per quanto riguarda la Campania, Cirielli per ora non commenta, scrive la DN Cronos. Verrò a commentare quando ci saranno i primi dati seri. Ha salutato così i cronisti il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania, Edmondo Cirielli, pochi secondi dopo i primi exit poll che danno largamente avanti il suo avversario Roberto Fico. Sono presenti al quartier generale di Cirielli il senatore dei Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli e la deputata del partito Marta Schifone. Andiamo anche a dare un'occhiata alle... Ecco qua. Adesso cominciano ad arrivare anche dei... dice sempre la DN Cronos, ci informa con l'Instant Poll di Sky TG24, alle regionali in Campania Fico 53-57%, candidato del centrodestra Cirielli 38-42. Comunque è uno stacco di 15 punti e 15 punti non c'è molto da dire, ecco. È stata fatta una scelta abbastanza chiara da parte degli elettori in questo campo. Allora, ancora altri aggiornamenti che cominciano ad arrivare. In Veneto invece gli Instant Poll di Sky TG24 danno Alberto Stefani al 59-63%, il candidato del Campolargo Giovanni Manildo 35 oppure massimo 34,5%. Quindi qui stiamo parlando di circa 30 punti di distacco. Più o meno 10-15 in Campania, altri 30 punti di distacco in Puglia. In Puglia sembra quasi che non ci sia stata partita, veramente. È stata veramente, come potremmo dire, veramente tosta, ecco, mettiamola qua, mettiamola così. Diamo altre occhiate alle agenzie, in particolare andiamo a vedere adesso l'Agi, agi.it. Vi ricordo sempre 0292947222 se volete intervenire a commentare i risultati, oppure 340 670 9659. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più
grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Vai pure. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, scusate, ma è caduta improvvisamente la linea, non ho capito perché. Allora, Natalia, per favore, telefona a Giulio Cainarca che è già pronto all'apparecchio, così facciamo anche un primo commento di questi dati. Quindi vi dicevo, le notizie con cui apriamo questo nostro intervento sulle regionali, appunto, vedono molto chiaramente un sostanziale mantenimento dello status quo, quindi il Veneto resta al centrodestra, la Puglia e la Campania al centrosinistra, il distacco più o meno in Campania è di circa 15 punti tra centrodestra e centrosinistra. Per quanto riguarda invece la Puglia, il distacco è di 30 punti più o meno è lo stesso distacco tra centrodestra, tra centrosinistra e centrodestra, perché ha vinto appunto Stefani, che conserva quindi come possiamo dire, conserva la guida del centrodestra per questa importante regione. Dalla somma delle varie regioni che sono state chiamate alle urne nel corso di quest'ultimo mese, viene fuori Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ehi tu! Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti! Risintonizza! Sì, ma come? È facile! Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, non ho capito perché oggi abbiamo qualche problema con i collegamenti, comunque tutto bene. Allora, al telefono dovrebbe esserci già Giulio Cainarca. Giulio, ci sei? Buon pomeriggio a te Antonino e a tutti. Ecco, Giulio, tu mi parli da Italia Direzione Nord, questo evento che è una sorta, Sì. lo possiamo dire, una specie di meeting di Rimini del Nord, organizzato dal nostro amico Fabio Massa, il presidente della Fondazione delle Stelline. Com'è andata lì? Come stanno andando le cose? Ma intanto devo dire che ogni volta che entro alla triennale il mio senso estetico ne viene appagato. E questo è già un buon inizio. Pur essendo facilissima nelle linee, eccetera, però è uno spazio di fascino unico. È bellissimo, questo è a margine di tutto. Diciamo che come sempre ha messo insieme il buon Fabio Massa praticamente tutta l'elite politica, economica, istituzionale, industriale, sicuramente lombarda ma non solo, e quindi è stata una giornata molto molto intensa, piena di interventi a partire da stamattina con Attilio Fontana e poi subito dopo Matteo Salvini, che credo abbiate già ascoltato perché è stata una mezz'ora molto interessante sui principali progetti che sta seguendo in campo infrastrutturale. Diciamo che non è ancora finita, poi si chiuderà con la giustizia, dalle 9 della mattina alle 20 di sera una quantità di interventi veramente notevole. Giulio, una tornata elettorale segnata dalla forte astensione, molto più alta rispetto all'altro giro, e in particolare una conferma dello status quo, perché io facevo il conto delle regioni, se ne sono disputate 6, escludo la Valle d'Aosta che ha votato, diciamo, per una soluzione locale, ma per quanto riguarda le altre regioni che erano in palio in questo lungo mese elettorale è finita 3-3, quindi sostanzialmente non è cambiato nulla. Sì, non è cambiato nulla, anche qua l'unico dato che veniva commentato, ancora non ho sentito commenti perché è forse un po' difficile farne nel merito, anche presso i rappresentanti delle istituzioni e delle industrie pubbliche e private che sono qui riuniti alla triennale oggi. Non ho sentito ancora commenti approfonditi, però il dato dell'astensione, diciamo, dell'affluenza al voto ha colpito molto. E non credo però che sarà una sessione approfondita, perché più di tanto, perché noi è un dato di fatto che viene ribadito ogni volta con proporzioni sempre più larghe, peraltro, no? Quello della tensione. Non credo che preoccupi nessuno più di tanto, ma sicuramente è un brutto segnale. Però senti Giulio, ho sentito commentare con un po' di preoccupazione, ma credo che in realtà non freghi niente a nessuno dell'afflusso al voto. C'è una telefonata, Giulio, la prendiamo subito. Sì. Pronto, chi è là? Pronto? Buongiorno, parlo da Torino. Buongiorno. Volevo solo sapere una cosa, visto che quelli dei 5 Stelle hanno promesso già quando erano al governo 1000 cose che adesso stiamo pagando noi tramite tutte le spese che saltano fuori e che il povero Giorgetti deve tirare fuori i soldi perché ecco adesso questi che hanno di nuovo promesso limare
Monti, siamo di nuovo allo stesso punto, cioè chi è che paga questi soldi che sulle pensioni, per dare la sanità gratis, una storia gratis, l'altra gratis? Chi è che paga tutte queste cose? Siamo sempre noi italiani e non quelli della regione? Pronto? Sì, Giulio, ti aggiungo anche un paio di WhatsApp che sono arrivati. Sarò cattivo, ma i signori percettori e degustatori di cozze pelose che rimanessero a curarsi nelle loro regioni anziché venire qui a intasare i nostri ospedali, scusate. E poi ancora, di questo Sud, come appare dalle elezioni regionali per affluenza e voti, noi non ne abbiamo bisogno, un eterno peso che ci trasciniamo, anche se non si può dire. Giulio, a te la risposta. Ma non lo so, credo che queste cose valgano per il Sud, per il Nord. Non mi pare che lo confortano Antonino con i numeri che non ho precisamente sottoposto, però non mi pare che in Veneto l'affluenza sia stata clamorosa, no? No, anzi, in Veneto ci sono qualcosa come 17 punti in meno. Beh, pensate, quindi è sotto il 50 praticamente. La voglia, 44% contro il 61%, fai tu. No, vabbè, quindi diciamo che la disaffezione è un dato di fatto. Però come dicevo prima non frega niente a nessuno. Poi sul fatto, no, una cosa invece traggo spunto da questa cosa più tra il nord e il sud, anche se secondo me mai non c'è più differenza sostanziale da un punto di vista politico, però dice politico, sto parlando di politica politicante, politicienza, come diceva quell'illustre il signor Nenni. No, dico, non mi pare che ci sia questa gran differenza, primo, però mi colpisce un dato, che è quello della campagna. Se vedete, sto vedendo così una notizia sull'ANSA, dove il candidato, peraltro governativo molto importante, Cirielli, si prende una legnata memorabile, mi sembra. 15 punti in meno rispetto a Fico. Dico, Fico tra il 56 e il 60, vedo Cirielli tra il 35 e il 39. Cirielli era un uomo molto sostenuto anche dal governo, oltre che di governo, mi sembra, no? Sottosegretario, se non sbaglio, o viceministro. Sì. E questa cosa penso che sia politicamente rilevante. Così come sarà sicuramente più dell'affluenza, non affluenza, chi ha vinto, perché tutto il resto è prevedibile, no? Più o meno. Ecco, il dato campano forse è più commentabile, quello pugliese era scontato, è ovvio. Però, siccome qui stamattina si discuteva qui alla Triennale, a Italia Direzione Nord, anche del prossimo appuntamento elettorale che conta, che è quello per il sindaco di Milano. Non è immediato, non è dietro l'angolo, però sia Salvini che la Russa hanno sottolineato che qua bisogna trovare finalmente un candidato serio, forte. Ecco, mi pare che in campagna sia la riprova che se non trovi un candidato serio e forte prendi delle scopole notevoli. Perché il buon Cirielli ha preso una legnata appunto memorabile, direi. Guarda, secondo me Cirielli non lo so quanto fosse conosciuto in Campania, forse era il caso di puntare magari su un volto più noto come ad esempio Mara Carfagna, che ne pensi? Probabilmente sì, mi presumo di sì, perché comunque i numeri sono impietosi. Poi sicuramente credo che si discuterà molto di più dei voti di vista, perché lì si giocava un po' tutta la partita, no? Sì, tra i vari partiti, diciamo così. Io leggevo sul Corriere domenica. No, io leggevo sul Corriere, se non sbaglio, domenica, un'analisi del genere. Guardate, vediamo come va a finire in Veneto, perché da lì si decide anche chi sarà il prossimo candidato alle regionali in Lombardia dopo Fontana. E questo mi sembra, diciamo, un discorso abbastanza interessante, o no? Sì, infatti, per quello dico. Mi sembra che tutto si giochi più sul voto di lista che non sulla vittoria dei presidenti in sé, perché le tre regioni sono andate come dovevano andare. Era previsto e prevedibile. Il dato campano forse si discosta un po' perché la batosta è forte, però insomma si tratta di quantità della botta, ma la botta era data per scontata, no? Certo. Senti, questo campo largo c'è, non c'è? In effetti.
questo campo largo c'è, non c'è, va, non va. Immagino che stasera ascolteremo grandi festeggiamenti della Schlein che dirà che il paese sta cambiando, che andrà al governo nel 2027 e così via. Ma quanto ci può credere? No, per me queste elezioni regionali non danno alcuna indicazione di questa questione. Questa questione qui rimane impregiudicata, secondo me, perché se tu prendi il Veneto, allora il campo largo non funziona. Certo. Non ha mai funzionato, diciamo. Però non ha funzionato nemmeno in Calabria, se per questo. Appunto, dico, quindi cosa vuol dire? Niente. Senti, però a proposito di una visione prospettica che si possa cavare da queste elezioni regionali, tantomeno su un'ottica di elezioni politiche. Senti, ma a proposito di Calabria, no, mi viene in mente questo. Pasquale Tridico si era presentato promettendo il reddito regionale e l'assunzione dei forestali ed è stato sontuosamente trombato. In Campania arriva Fico, dice e vabbè, io vi do il reddito regionale di cittadinanza e viene sontuosamente eletto. Cos'è che non funziona? Cioè, dov'è la differenza? Credo che la questione delle promesse elettorali e dei programmi conti zero. Semplicemente, secondo me, lì ha perso Cirielli e di là ha perso Tridico. Due candidati deboli. Deboli per loro, non per le cose che promettevano di fare, che tanto non gliene frega più niente a nessuno. Parlo degli elettori, diciamo, di quelli che sono i cosiddetti programmi. Abbiamo tutti capito che poi i programmi non dipendono né da chi vince né da presidente, tutte fanfaronate retoriche, tanto è vero che la metà degli elettori dice giocate tra di voi che mi sono rotto le balle. No. Ma insomma, questa è la famosa spoliticizzazione di cui parlava Pasolini nella sua ultima intervista. Sì. Di questo corpaccione enorme, spoliticizzato, dove la politica non è più affare di nessuno. Perché tu pensi che Fico abbia vinto perché ha promesso il reddito di cittadinanza e Tridico che faceva la stessa cosa abbia perso per quello? No, io non credo. Credo che nell'uno e nell'altro caso quello che promettevano i candidati è passato via come l'acqua fresca. Ha vinto uno perché era reputato in Calabria, ha vinto quello che secondo me è più conosciuto, più solido di suo, più comunque diciamo rappresentativo di per sé. E dall'altra parte ha vinto per lo stesso motivo Fico, ha perso quell'altro perché era più debole. Tridico e Cirielli li metterei sullo stesso piano, due figure non propriamente carismatiche, né conosciute né rappresentative. Certo. Senti, qui arriva un WhatsApp a proposito. Un WhatsApp che ci viene scritto da un ascoltatore o da un'ascoltatrice, non so da dove tragga questi numeri. Dice: Fratelli d'Italia avanti di 2 punti in Veneto, Puglia e Campania al 4%. Salvini ha fatto ormai il suo tempo, che si levi di torno ormai è come la criptonite o Remida al contrario, non lo vota più nessuno, basta la sua presenza per battere anche gli altri. Invece Anna Maria da Vicenza scrive: qui in Veneto una campagna elettorale feroce contro la Lega, ma il lavoro ottimo svolto per parecchi anni da Luca Zaia paga ottima la vittoria di Alberto Stefani. I veneti sono saggi. Che ne dici? Ma dico che è molto presto per fare i conti. Sto vedendo anch'io U-Trend nel Veneto, Fratelli d'Italia 24-28, Lega 22-26. Sono forchettone sovrapponibili anche, quindi starei a vedere cosa succede, però è una tutta roba prevedibile, però dai, più o meno. Se i numeri sono questi qui, più o meno intorno al 20-22 per ciascuno, ci siamo, no? Sì. Quindi mi pare che anche chi traeva queste conclusioni così drastiche non lo faccia sulla base dei numeri. Io infatti Salvini stamattina l'ho visto bello sveglio, tonico, sul pezzo, almeno sulla sua materia dei trasporti, eccetera. Insomma, l'ho visto bene qua a Italia direzione noi. Però sai, anche la mia impressione vale quello che vale. Da qui alle elezioni a Milano, da qui alle prossime elezioni politiche, ho voglia quanta acqua ci passa ancora sotto tutti i meravigliosi ponti che abbiamo qua e che abbiamo da costruire, uno su tutti. Giulio Maurizio scrive: bravo Cainarca, ma non farai carriera politica. Questo è poco ma sicuro.
Ecco. Non rientra Vediamo. neanche tra i miei desideri, non è mai rientrato tra i miei desideri. Ergo non c'è altro da aggiungere. Dunque, Giulio, adesso noi dovremmo salutarci allora, in modo tale che così poi diamo la linea a Giovanni Sallusti, perché lo raggiungiamo per telefono e insomma vediamo di concludere questo nostro piccolo speciale di oggi dedicato alle elezioni regionali. Allora, grazie Giulio. Grazie a te, un saluto a tutti. Di nuovo un abbraccio, ciao. E allora, noi riprendiamo la linea, sempre qui alle 15:46 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra poco dovremmo avere al telefono Giovanni Sallusti, il direttore responsabile della radio, e con lui, insomma, andremo alla conclusione di questa puntata e naturalmente alla conclusione di queste prime valutazioni che vengono fatte a proposito di queste regionali che, vi ripeto, la notizia è molto semplice, non cambia lo status quo, ma ecco, al telefono abbiamo il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Ciao Giovanni, ben trovato. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti voi. Allora, mi pare che la conclusione sia non cambia niente, però è aumentata l'astensione. Beh, questa mi pare la fotografia basilare, ma non nel senso che è irrilevante, anzi è molto rilevante, no? In democrazia un dato del genere che tu giustamente sottolinei. Poi mi viene da dire, anzi ti ringrazio perché comunque hai portato avanti un miracolo giornalistico, perché da un certo punto di vista noi stiamo commentando 3 non notizie, effettivamente, no? Perché commentiamo la conferma di 3 modelli di governo o sistemi di potere, vedetela come volete. Nel caso del Veneto mi viene da dire anche modelli di buon governo, perché è una questione certificata da enti terzi nazionali e internazionali, insomma non è una questione di tifo. Nel caso della Puglia decidete voi se è anche buon governo o solo sistema di potere. Sicuramente De Caro in netta continuità con Emiliano, no? C'è un rapporto quasi di figliolanza politica, anche se poi De Caro avrebbe stoppato la candidatura di Emiliano a Presidente del Consiglio regionale, però insomma la storia è molto lega molto queste due figure. Ecco, mi viene da dire che il caso della Campania è nella sostanza meno liscio di quello che sembra, no, in apparenza. Perché lo dico? Perché in Campania invece la vittoria netta, conclamata di Fico avviene in un universo meno granitico, no, di quello invece di Stefano De Caro, nel senso che uno dei suoi sostenitori, sponsor principali, è anche quello che è stato uno dei suoi storici avversari, no, De Luca, che in tempi anche non proprio lontani diceva: io non comprerei neanche un'auto usata da questo figuro, no? Allora è interessante la domanda che ci si pone lì, come dicevate anche voi giustamente prima, i risultati di lista, cioè quale sarà il peso di De Luca, dei candidati di De Luca, dell'apparato di De Luca, che ovviamente non è che sparisce dalla sera alla mattina in campagna, perché se come sospetto peserà tanto, no, ci sarà una golden share di De Luca sul governo Fico, forse Fico è meno saldo di quel 60%, no, che appare aritmeticamente, ecco. Senti, pongo anche a te questa domanda. Tridico va in Calabria, propone il reddito di cittadinanza regionale, chiamiamolo di regionalanza, e viene clamorosamente trombato. Fico si presenta sostenuto dal campo largo, che è un'operazione politica modello dentro tutti, e però promette anche lui il reddito di regionalanza e vince. Com'è sta storia? Cioè, tu cosa cogli, Giovanni? Io colgo che il reddito di regionalanza, quella cosa lì, è ormai una questione che attiene al marketing politico grillino, paragrillino, post-grillino, ma non è più così rilevante rispetto magari a altri temi anche in ottica sussidi, in ottica spesso anche del genere di assistenzialismo, ma più, radicati abituali sul territorio. Quella roba è un po' ormai una cosa di marketing. Dopodiché sicuramente il Tridico aveva un problema proprio alla base, cioè il profilo del candidato era inverosimile, non era all'altezza,
non sapeva quali erano le quali e quante erano le province della Calabria, era palesemente, tu mi dirai il Fico non è De Gaulle, condivido, però insomma almeno le province della Campania le conosce, ecco, mettiamola così. Dici tu, piangiamo con un occhio. Vabbè, senti, ma sostanzialmente tutto questo non cambia l'assetto politico nazionale, voglio dire, non influisce sulla compagine di governo, non influisce sull'opposizione, anzi no, probabilmente stasera sentiremo la Schlein e soprattutto Conte inneggiare al riscatto, al fatto che la Campania e la Puglia non hanno ceduto a questo centrodestra brutto, sporco e cattivo. Sì, diciamo che è facile prevedere una retorica del genere, una retorica molto dal fiato corto, perché primo appunto hanno confermato degli uscenti, secondo uno potrebbe rispondere magari con altrettanta faziosità di sguardo, ma non dicendo una cosa falsa, che comunque delle tre la regione di gran lunga più dirimente da un punto di vista economico produttivo rimane al centrodestra, ma sono tutte e tre delle non notizie, come abbiamo detto prima. Sì. Parlando però di equilibri, diciamo, anche nella maggioranza, è secondo me interessante un dato che io vedo, credo sia l'ultimo instant poll di U-Trend, perché sai che ha imperversato una certa narrativa. Cosa fa il giornalismo mainstream, diciamo, di sponda all'opposizione? Non potendo più di tanto decantare le lodi di questa opposizione, si dedica a immaginare, inventare, ingigantire crepe nella maggioranza, no? Allora la narrazione era, qui ci sarà un fossato pazzesco, Fratelli d'Italia, Lega, sarà un problema. Quello era l'elefante nella stanza, no? Diciamolo pure. Sì. Primo, diciamo che non è che è già successo in Veneto alle ultime europee, alle ultime politiche, il primo partito della coalizione sia stato Fratelli d'Italia, però io vedo questo instant poll di U-Trend che darebbe Fratelli d'Italia al 24 al 28, la forchetta, Lega 22,5, 26,5, cioè forchette quasi coincidenti, no? E allora, insomma, se fosse così è un po' diverso, no? Anche dal risultato delle europee, che invece aveva uno stacco netto, ecco. Quindi attenzione, perché anche certe cose date per scontate potrebbero essere molto meno, via. Decisamente. Senti, c'è un nostro ascoltatore che scrive: salve, se volete un modesto parere da un elettore del Sud, in Campania e in Puglia contano 30 anni di governi alimentati da clientelismo. Nel prossimo futuro, con candidati più forti e con una politica del governo centrale più attenta a seguire il programma, sicuramente ci sarà il cambiamento. Aggiungo che in Campania l'assistenzialismo la fa da padrone. Io direi una cosa: quando lui dice una politica del governo centrale più attenta a seguire il programma, mi sembra che riecheggi quello che ha detto Calderoli stamattina sulla Verità, nell'intervista che gli hanno fatto, quando ha detto, riecheggiando Zaia, ci sono alcune regioni dove c'è troppa autonomia e ci vorrebbe un po' più di Stato, e altre invece dove c'è troppo Stato, forse perché non sono in grado di reggere il passo dell'autonomia. E lui dice è in pratica una distinzione tra amministratori più bravi e amministratori un po' meno bravi, diciamo così. Mi pare che si possa anche ragionare in questi termini. Sì, sicuramente, quello è ridotto all'osso l'elemento oggettivamente virtuoso dell'autonomia, che la comunità di questa radio rivendica per 1000 importantissimi motivi, ma ridotto all'osso quello che veramente dice non condividere è che fa di questa cosa che dici tu, cioè del merito, responsabilità, capacità del singolo amministratore del territorio, no? Il valore aggiunto, il discrimine, cioè se sei molto bravo, questa cosa si ripercuote sulla vita dei tuoi cittadini, se non lo sei ne devi rispondere, no? Detto, diciamo, malissimo, ma questo è. E allora qui ha molta ragione Calderoli, perché noi abbiamo casi storici, no, di penso alcune regioni a statuto speciale, alcune sempre diciamo del mezzogiorno, dove questo statuto speciale è stato un liberi tutti, no? Spesso guardando banalmente i flussi fiscali dei trasferimenti con soldi, diciamo, anche altrui, e viceversa poi c'è stato di base un centralismo, uno statalismo atavico, belluino, che non ha fatto in primis gli interessi del mezzogiorno, tant'è che il famoso De Luca di cui sopra è un sostenitore dell'autonomia, no? Prima che, come dire, vedesse il rischio che diventasse una bandierina del governo e della Lega in primis.
capisce, perché lui che ha tanti difetti e non è il mio modello di politico, ma non è uno scemo, lo sa, no? Che il centralismo ha danneggiato e impedito lo sviluppo anzitutto dei suoi territori. E quindi siamo intrappolati in questa cosa qui, però da questo punto di vista i passi oggettivi fatti dalla riforma, no? Con le preintese firmate anche in Veneto, mi sembrano incoraggianti. Fammi solo aggiungere, visto che appunto si votava anche in Veneto, che per l'ennesima volta i veneti confermano un consenso ipermaggioritario a chi ha fatto dell'autonomia proprio la questione di riferimento, no? E quindi questo è un dato ormai acquisito, ecco, della democrazia nostrana, da cui non possiamo prescindere, insomma. Allora Giovanni, io ti ringrazio molto per queste tue parole. Niente, aspettiamo il tuo liberamente alle 18 per un'ulteriore valutazione della situazione. Ringrazio anch'io te, Antonino, per questo speciale. Al nostro liberamente proveremo a mettere un punto a situazione più evoluta, e poi ovviamente invito anche dopo il liberamente tutti gli ascoltatori a soffermarsi per il tuo Zoom, che approfondirà ulteriormente il quadro della serata, insomma. Certamente, grazie a te. Buon lavoro, a presto. Grazie. Allora, noi a questo punto direi che possiamo chiudere la nostra trasmissione e vi ringrazio per il vostro tempo. Naturalmente nelle prossime ore ci saranno probabilmente le prime dichiarazioni da parte dei leader politici, avremo modo e maniera di ragguagliarvene. Chiudiamo quindi facendo il punto della situazione. Erano in palio 3 regioni, Veneto, Campania, Puglia. Si conclude con un sostanziale mantenimento dello status quo. Il Veneto resta al centrodestra, Puglia e Campania al centrosinistra, ma il dato più interessante è quello dell'aumento dell'astensionismo. Bene, noi ci salutiamo con un pezzo di Armando Trovaioli, il finale del film Gli Onorevoli del 1963, adesso linea alla programmazione della rete, e poi alle 18 avremo liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, e poi alle 18:10 più o meno ci saremo noi con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ancora una volta a portarvi in questa giornata di valutazione di risultati elettorali. A più tardi e grazie.